Quando Damiano mi chiamò e mi disse, va bene Recca, stiamo facendo una serata a tema libertà, io ma cominciavo a sfiniciare, ma mi sfiniciava per... Cioè, se mai a chi si dice chi raccontare? Perché di libertà ne potessimo parlare per una settimana, per un anno forse, e fossimo ancora a casa. E allora pensava, a un certo punto disse, ma non l'isola fu dominata da decine e decine di volte. Si può parlare di libertà e si può parlare soprattutto di libertà culturale, che è una cosa che noi ogni tanto ci pensa, ma è la verità. Siamo culturalmente liberi o no? Io sogno di Palermo, una città come Palermo che ha più conquistata la storia del mondo, si dice, e sui statistiche, che Palermo fu conquistata 23 volte, rasa al suolo più volte, ma si può parlare di cultura e di libertà in Palermo. Voi immaginate che ogni anno c'era un cristiano ha settato il naso su GTH, da una delle tante turre che ci sono nei queste palermitane, oh cavolo, c'era un cavolino di muore. E chi su un occhio chiuso e l'altro pure aspettava, a un certo punto ne era per uno, poi ne era per due. Poi si mette a gridare e già comincia a bagnare. Ancora, sta andando a Cartaginese! Ci sono 200 navi! E a cominciare a scappare tutti, stava Giovanni a sdrubale, con 200 navi chine di elefanti. E i romani, che tanto c'erano i romani in Palermo, si scantavano perché gli elefanti erano imbattibili. A subare cavo un Palermo scegno sbaicano tutti. E con tutti questi elefanti vittero non c'era niente in mezzo a strada. I campi erano tutti liberi, manco là in male c'erano disse oggi è bella facile mi viene. E a cominciare a caricare con tutti questi 140 elefanti che correvano verso i muri di Palermo per sponnarle. Ma Lucio Cecilio Metello aveva un'altra idea. Un generale romano disse, scavamo un bello fossato che a lontano non si vede. E poi aspettate. E mentre questi elefanti a cominciare a caricare verso Palermo, a un certo punto era troppo tardi per frenare e per girare sei gresine e che era finito tutto in nuovo fossato. E dentro il fossato chi c'era? C'erano soldati chi spada l'ogni, chi lancia l'ogni, che come se ci avvicinavano l'elefante, a cominciare a cafuttare a uno. E nel frattempo a cominciare a cafuttare pure l'aicieri, i sopra. Se l'elefante ha cominciato a essere impazzuto e dei poveri soldati cartaginesi non sapevano che fare, se giravano se ne volevano dire, ma era già arrivare a Tenaglia, i legionari romani a cominciare a ammazzare tutti. Chi tu fu un romano e una delle date più importanti di tutto l'impero romano fu un Palermo, perché fu tanto che i romani capirono che potevano battere l'elefante cartaginese e fu tanto che finalmente i romani capirono che avevano vinto la prima guerra punica. Che poi i cartaginesi, qualche secolo prima, ci avevano già provato. Carriere, ahimè era, capace di treccare. Però tanto era che i greci, una Sicilia di riessa, mensa pattata che i greci e mensa pattata che i cartaginesi. E avevano campi cartaginesi che, ahimè, erano belli tranquilli, chi ne chiede risultati, chi ne chiede pacche. Ma a un certo punto spuntò Perone Riacragas, Agrigento. E disse, ci penso io. Si presentò fuori un campo di cartaginese e ci disse, Amilcare, perché non è ci sarà coraggio? Amilcare, la faccio di se dice, ha cominciato a pigliare la boazza. Che si scampò Perone e ha cominciato a bagnare. Genome di Siracusa, spicciate che non stiamo facendo acqua gettine, cara. E arrivò Genone di Siracusa, una città siciliana che però era ovviamente greca. E chi con l'occhio che era vivo, che era scaldo, chi dovette a un soldato che stava scappando il campo cartaginese. Era un soldato seminuntino che aveva un messaggio annunciato, era un messaggio di cartaginese. C'era scritto, come da accordi, vi aspettiamo per un allenamento congiunto nel nostro campo. Genone, che era figlio di Somace, disse, ci penso io, perché io sono soldati. I feci di essere tutte le serie nuntine e i feci trasere la musica nel nuovo campo di cartaginese. E notte tempo che fecero? Ammazzare a tutti i cartaginesi morti, tutti i navi bruciati. Fu dopo che i cartaginesi persero la guerra e fu dopo che i greci finalmente ebbero una vittoria grossa, ma soprattutto, parlando di cultura e di divisione, fu da
che la Sicilia era talmente divisa che ogni città della Sicilia era pronta a picchiarsi per un cuoio e a scannarsi, perché erano tutte divise. E poi arrivarono l'arabi e arrivò il re Miramolino, che non è che si chiamava Miramolino, tu chissà la scala si chiamava Amir al-Mu'minin, solo che non era una per avanti, dicevo Miramolino, che disse io i siciliani non mi fido, non mi piacciono, io ce le vai in me cavallo, dei siciliani ci si muovono, me le vai in me cavallo da mia, io dicevo sai, e i siciliani per il vecchio dente ovunque, non quello da in mezzo, ci avvelenavano l'acqua a tutti i cavalli e ci ammucciarono, però Miramolino disse io sono il re. E mi faccio arrivare navi, chine, le cavette vive, e mi faccio dei cavalli, solo che se ne va a affondare. E arrivano sullo sheikh. E di oggi sapete perché i sheikh si chiamano sheikh? Perché i sheikh erano in cavallo dei sheikh. E perché si diciamo sheikh? E subito dopo arrivare i Normanni, e poi arrivare i Svedi, arrivò Federico II, che aveva mandato 100 soldati a Rocca Palumma, e picchiarsi i sottopunti e levarsi in mezzo tutti i serbi camorrosi. E allora Federico II chiarò, questo bello cavalluzzo, insieme a Rocca Palumma e trovò 300 teste impalate, che l'avevano ammazzate a tutte. E Federico disse, buona siamo mesi, sapete come non va a finire andare a sveglia, infatti arrivare l'angioine, che hanno caricato le tasse, hanno torturato, ma soprattutto ci tagliano dei saccorratino di sveglia. 15 anni aveva, un picciottetto di 15 anni, l'erede al trono, uno dei più amati di tutti i siciliani. Tanta cultura dei Normanni e dei Svedi, una testa tagliata davanti a tutte. Francesi, grenatesi. E a un certo punto però chi stessa ha cominciato a sedere. Allora adesso non può essere più a fare qualche cosa. È successo con Gioeno. Un soldato francese ci ha cominciato a ciccare a una cristiana siciliana mezza cosce, però forse sbagliò, però toccò una nave a toccare e i siciliani si incazzarono e ha cominciato a cacciare l'angioino. Si erano a pigliare a tutte, a uno, e per scoprire se uno era francese o no, ci facevano dire Cicili. Se uno diceva Cicili, era sai, ma se ci diceva Cicili, ci da chiamare ad exaltare. Ma la faccio un sabato lungo per arrivare al nostro Ioanna, non 1944, con Palermo che stava vedendo la fame dopo tanti anni di guerra. E i palermitani che dicevano, basta, non avremo più una vita a dare qualche cosa, volevamo pane. E si era a Palazzo Comitini, in centro a Palermo. Non c'era l'esercito del nuovo Stato italiano, che si avviava a essere una repubblica, ma ancora non era una repubblica. E i soldati italiani ci sono un po' preoccupati. Ora iniziamo pure a monare pane. E ci sparano a tutte. Ne ammazzano 24. Alcuni che avevano anni. 158 feriti. Fu la prima strage dell'Italia moderna. A tutti i soldati che spararono a questi poveri disgraziati, ci fecero un processo e furono assolti tutti. Fu difesa. E allora andò tutto questo fumo di battaglie, andò tutto questo casino, queste camorrie, queste ammazzatine. Uno dice, ma la libertà ci può essere? La libertà c'è. Perché la cultura siciliana, in mezzo a tutto quello che aveva contato, fu coistante e cresciò sempre, arricchito sempre, nonostante tutte le dominazioni, tutte le battaglie e tutte le ammazzatine. Perché la Sicilia è un'isola continente. E noi siciliani siamo la meglio espressione di uno dei proverbi più grossi che abbiamo noi. Calate Junco, cavassa la china. Perché i cristiani arrivano da fuori, non possono venire a invadere, possono fare tutte le dominazioni che vogliono. Ma un cristiano che in Sicilia arriva come forestiero, ma se ne va sempre come siciliano. Grazie.